Il GICO di Catanzaro della Guardia di Finanza ha eseguito un'operazione per l'arresto di 31 persone affiliate all''ndrangheta che gestivano un ingente traffico di sostanze stupefacenti dal Sud America. L'operazione è stata chiamata Imelda. Gli arresti sono stati eseguiti in Calabria, Lombardia e Germania. Nel corso delle indagini è emersa un'alleanza tra le cosche Nirta Strangio di San Luca e Ascone Bellocco della Piana di Gioia Tauro. Gli investigatori hanno sequestrato complessivamente 23 kg di droga. 5 arresti sono stati eseguiti nella zona di Duisburg. È stato arrestato dalla polizia di Padova un latitante calabrese 41enne ricercato dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria per scontare 21 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio, rapina e furto. Gli agenti impegnati in un'indagine nei confronti di 2 fratelli di origine calabrese, di cui uno latitante, hanno infatti perquisito un'abitazione nel Veronese. I 2 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Il Consiglio provinciale di Cosenza, riunitosi ieri in seduta aperta e pubblica, ha approvato all'unanimità la proposta avanzata dal presidente della provincia di Cosenza, Oliverio, sull'istituzione della facoltà di medicina presso l'Università della Calabria. Ai lavori dell'Assemblea hanno portato il loro qualificato contributo il preside della facoltà di farmacia e scienze della nutrizione e della salute dell'Unical, Sebastiano Andò, e il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia, Eugenio Corcioni. È stato presentato presso la Camera di Commercio di Catanzaro l'Osservatorio dell'imprenditoria femminile nella provincia, nato con lo scopo di far conoscere le potenzialità di uno strumento finora inesistente che dà il quadro complessivo dell'imprenditoria femminile nel catanzarese. Sono 7.115 le imprese femminili in provincia di Catanzaro. Il lavoro arriva a conclusione di un ciclo di studi e seminari durato 10 anni e che ha visto l'ente camerale impegnato a stimolare e a formare le donne sulla gestione d'impresa. Si è tenuta a Cosenza la conferenza stampa di presentazione del progetto per la realizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri immigrati, promosso dalla provincia e che sarà realizzato dalla società Dante Alighieri. Il progetto di formazione ha l'obiettivo di mettere in condizioni i soggetti in situazione di svantaggio sociale di apprendere la conoscenza della lingua italiana per poter più agevolmente essere introdotti nel mondo del lavoro. Ieri mattina, presso il Comando Legione Carabinieri Calabria a Catanzaro, il Comitato Provinciale UNICEF ha presentato il rapporto 2011 sulla condizione dell'infanzia nel mondo. 1 milione i ragazzi poveri, 150.000 quelli sfruttati, 75.000 quelli senza studio, 81.000 quelli che non ce l'hanno fatta a resistere ad una vita non degna di essere chiamata tale. Questi numeri ben poco incoraggianti mostrati da Anna Maria Fontiembo, presidente del Comitato UNICEF Catanzaro, e Francesco Samengo, presidente UNICEF Calabria. Sono stati illustrati dal prefetto di Crotone gli appuntamenti previsti nel programma delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. A collaborare agli eventi il Comune, la Provincia, il CONI provinciale, ma anche le forze dell'ordine. Si tratta di iniziative all'insegna dello sport e del massimo coinvolgimento popolare. Si comincia il 15 alle 17:30 con il torneo tricolore che si terrà al Palacro. Il 17 sera al Teatro Apollo la chiusura delle manifestazioni. 150 anni d'Unità d'Italia visti da Sud è il titolo dell'incontro dibattito organizzato dal Circolo Aziendale del Comune di Cosenza ieri pomeriggio nella Sala CONI di Piazza Matteotti. All'incontro hanno partecipato Pino Abate, presidente CONI Crac, i docenti Katia Massare e Alessandro Mazzitelli e Leonardo Acri, sociologo Ufficio Europa. Ha concluso l'assessore alle attività economiche e produttive Marco Ambrogio. È stato presentato ieri a Reggio Calabria lo spettacolo Lui che ama mio marito, un disperato bisogno d'amore, che andrà in scena al Teatro Cilea sabato 12 e domenica 13 marzo alle ore 21. La rappresentazione è di Maria Pia Liotta e Ennio Salomone. Si prende spunto da una storia d'amore tra lui, gay, amico di lei e l'altro, marito di lei, per far emergere ciò che ogni coscienza tiene nascosto per egoismo, per paura o per vergogna. Una commedia musicale che unisce danza, canto e parola.